si partirà Napoli-Fenerbahce. Napoli-Fenerbahce. Come on, let's twist the game. Andiamo avanti. Giocheremo senza Giacomo Raspadori, ragazzi, che non sta bene. Dentro Filippo Ngonghe, fuori anche Mattias Olivera, e faremo giocare Leonardo Spinazzola. Spostiamo le situazioni così, facciamo da giocare Spina a destra e andiamo a dargli anche difensivo a Spina al posto di Lorenzo. Facciamo sganciare sempre Mazzocchi. Bene, così il nostro avversario gioca un 3-1-3-3, è un 3-4-3 più che altro. Va bene così, e andiamo al match, ragazzi. Napoli-Fenerbahce. Si parte. Il gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si Lukaku, palla per Anghissà, va da Mazzocchi, prova a scendere Pasquale per Anghissà, va subito da Ngong che gira per Lukaku, niente da fare. Maradona, Anghissà recupera subito palla, Ngong prova ad andare ancora da Lukaku, recupera palla il Fenerbahce, torna Lobotka, vanno dentro loro, tutti a vuoto qui. Anghissà, gran recupero di Anghissà, Mazzocchi la sgancia subito per Zambo che prova a rientrare. Anghissà perde palla ancora, Zambo riparte Beckham, Lobotka non riesce a riprenderlo, attenzione. Scende il Fenerbahce, Lukaku addirittura a ripiegare e poi Di Lorenzo che poi la dà subito ad Anghissà, scende Anghissà per Maradona, la palla non arriva, Diego, Anghissà recupera una gran palla, Maradona fa correre Lukaku che se ne va, Lukaku rientra, Lukaku che spara, la parata. Mazzocchi va a prendere il pallone, prova a dribblare senza fallo, dice l'arbitro. Interessante qui. Buongiorno, anticipa Anghissà, Mazzocchi, Anghissà può arrivare di nuovo sulla palla, invece no. Buongiorno riesce ad intervenire, arriva Rachmani, Anghissà, Mazzocchi deve andare a chiudere, ci sono 2-3 di loro. Moneto che ovviamente, ciao Samu, come stai? Tutto bene? Samuel Eto'o colpisce, ragazzi. Anghissà, palla per Mazzocchi, abbiamo iniziato subito male, Mazzocchi sbaglia tutto, attenzione deve rientrare Anghissà che se la va addirittura a prendere, Mazzocchi la alza verso, c'è buongiorno alza verso Mazzocchi, Ngonghe fa correre Pasquale, Mazzocchi che prova ad imbucare, niente da fare, riparte ancora il Fenerbahce. Buongiorno torna da Meret per evitare problemi. Meret va ancora da Alessandro Buongiorno, porta palla, Alessandro va da Anghissà, si gira Anghissà, prova ad imbucare per Ngonghe, niente da fare, ripartono loro. Fa girare bene la palla il Fenerbahce, va a prendersi il pallone Anghissà alla grande, va Zambo, riesce ad andare da Ngonghe, si gira Ngonghe, tiene palla Filippo, palla per Anghissà e Diego Armando Maradona non perdona, 1-1. Bella giocata qui, la pareggiamo. Bella giocata di Ngonghe e Zambo. Nasse che funziona e Maradona non perdona Anghissà, prova ad azzoppare un avversario. Riparte il Fenerbahce, va Lobotka a recuperare palla, va subito da Anghissà che prova a scendere, scende Anghissà, vede Maradona centrale, va da Lukaku, la palla non arriva a Romelu, Maradona se la va a recuperare, va dentro da Ngonghe, la palla non passa. Ah, mamma mia, Buongiorno fa un miracolo, prova ad andare da Ngonghe, gran palla di Buongiorno per Ngonghe, la palla non arriva a Lukaku. Riparte ancora il Fenerbahce, bravissimo Di Lorenzo qui, poi Rachmani cerca Mazzocchi che prende palla, Mazzocchi dribbling, cerca dentro Ngonghe, Ngonghe rientra Ngonghe, attenzione la palla resta lì, non la riusciamo a recuperare in aria. Lobotka, Anghissà prova ad allargare il Fenerbahce per Eto'o che prova a scendere, bravissimo Buongiorno e poi Anghissà, Buongiorno, cerca Ngonghe, 1-2 con Maradona, prova ad andarsene Ngonghe, cerca Maradona dentro, se ne va Diego, prova a tenere palla, incredibile, Thuram che prova quasi un autogol, allucinante.
Comunque praticamente Thuram mi ha mandato Maradona al bar, ma figurati, per l'arbitro non c'era niente. Ngong va dentro ancora per Diego che va di prima, la parata miracolosa di Dida. Attenzione, Lukaku, 2-1, passiamo noi. 2-1 per noi, bene così ragazzi, con un po' di fortuna qui, ma va bene così. Anghissà prova a scendere, Zambo Anghissà va dentro, attenzione, tiene palla Zambo, cerca Lukaku, la palla non arriva a Romelu, Anghissà prova ad anticipare senza fortuna, attenzione, niente da fare, riparte ancora il Fenerbahce, attenzione, prova a chiudere Mazzocchi, non ci riesce, Anghissà, Maradona in anticipo, Ngong non arriva sul pallone, torna Lobotka, Di Lorenzo riesce per prendersi il pallone qua, va dentro da Romelu Lukaku, anticipato nettamente Romelu, Lobotka, break importante, scende Lobo, si allunga un po' il pallone, ma Anghissà si è fermato, porca troia, attenzione Lobotka in buca dentro per Filippo Ngong che tira la parata incredibile, Maradona non riesce a mettere il tap-in, palla recuperata, attenzione Ngong di tacco per Anghissà, Anghissà ancora la parata e poi Romelu Lukaku di rapina, 3-1, stavamo premendo, 3-1, benissimo così, si riparte, attenzione, Thuram, Lobotka provano ad andare loro con Di Lorenzo, va dentro Di Lorenzo che la recupera, praticamente la ripassa, Spinazzola, bel recupero palla di Spina, prova ad andare, sbaglia tutto Spinazzola, un passaggio senza senso, non si sa che cosa voleva fare e poi Di Lorenzo, palla per Anghissà, Varangong, Lukaku allunga per Anghissà che può provare ad andare in velocità, Anghissà la tiene, Zambo si gira, Anghissà alla grande, fermato poi da Thuram ancora che sbatte i miei giocatori per l'aria senza prendere un provvedimento, cioè nel senso senza procurare nemmeno punizione, palla recuperata, persa anche da Rachmani, vanno dentro loro, Di Lorenzo, Rachmani, Maradona, va ad Anghissà che fa partire Ngong in contropiede, ancora Ngong, Filippo Ngong, la parata ancora di Dida ragazzi, miracoloso Dida. Oh Salvio, grazie Fra, grazie, come al solito sei sempre estremamente gentile. 3-1 ragazzi, stiamo dominando, bene così, dobbiamo continuare così. Ci sono 2 gol a separare le due squadre alla fine del primo tempo. Attenzione. Tutto però ancora possibile perché il calcio è strano. Palla addosso a Lukaku, Maradona va a staccare, Lukaku la tiene per Ngong però si guarda la partita, Lobotka, attenzione Mazzocchi, passa qui il Fenerbahce, poi Mazzocchi cerca ancora Lobotka che va dentro da Lukaku, troppo pretenzioso questo passaggio, bravissimo Di Lorenzo, poi Rachmani, Lobotka cerca Lukaku per Maradona, tiene palla Diego Maradona, prova a girarsi Diego, col fallo, finalmente ci chiamano un fallo, incredibile, era ancora Thuram Viera, che cazzo è? Forse Viera, boh. Comunque Maradona cercherà dentro Romelu Lukaku che prova a prendersela, non ci riesce, Lobotka recupera palla Di Lorenzo, palla per Spinazzola, dribbling di Spina, cerca Maradona, va da Ngong, anticipato Ngong, Lobotka prova a rientrare, c'è Vieira, Lobotka su Vieira, fantastico, palla per Maradona che prova a rientrare, Gullit ruba palla, va dentro ancora il Fenerbahce, Di Lorenzo, palla per Diego Maradona che va direttamente da Lukaku che crossa in mezzo, Dida la mette fuori, Lobotka prova a rimetterla ancora dentro, Anghissà recupera palla per Ngong, incredibile, poi si salva il Fenerbahce qui, allucinante ragazzi, cosa si è divorato Ngong? Va Nedved, Di Lorenzo, attaccano loro, hanno tantissimo spazio con Spina che prova a rientrare, Spinazzola, va da Lobotka, cerca Lukaku dentro, sbaglia tutto, Lobo deve rientrare, Di Lorenzo, va da Anghissà, Ngong, palla per Lukaku che si gira per Ngong, in realtà voleva andare da Maradona ma va bene così, tanto proviamo tra poco a fare qualche cambio, Lobotka, Anghissà, Ngong sbaglia, Ngong qui si poteva girare ma Lobotka recupera la palla verso Lukaku che cerca ancora Maradona, se la cava ancora il Fenerbahce perché noi
siamo abbastanza imprecisi in alcune situazioni. Di Lorenzo cerca Lukaku, Maradona prova l'1-2, la palla non arriva né a Lukaku né a Ngonghe. E ancora Mazzocchi, Anghissà, Ngonghe cerca Lukaku che prova ad andare verso Diego. Anticipato Maradona anche qui, e qui ancora Mazzocchi, gran recupero palla di Mazzocchi che adesso decide di scendere lui, va dentro Maradona, è Spinazzola, no Mazzocchi, che deficiente, voglio Maron. Ma perché Ombrega sembra che non muore terzino? Spinazzola giustamente a destra. Attenzione comunque Di Lorenzo recupera palla, Anghissà, palla per Maradona che anticipa Lukaku, Maradona resta piantato, la palla recuperata ancora dal Fenerbahce, vanno dentro, Di Lorenzo, Vieira recupera una gran palla, attaccano loro, attenzione, palo rete, incredibile, 3-2 per il Fenerbahce. Una conclusione tutto istinto, tecnica e abilità. C'è 3-2 per noi. Ngonghe. Chiamo Neres, ragazzi, lo chiamo Ngonghe che purtroppo si è divalato veramente tanti gol dentro Politano. Abbiamo messo Scott McTominay e andiamo ad inserire nessun altro perché Gilmour pure sta male. Va bene così. Andiamo con contropiede Neres e difensivo lasciamo Lobotka. Bene così ragazzi, 3-2, dobbiamo stare molto attenti. Sostituzioni di giocatori. Numero 99. Neres, palla per Lobotka, va Spinazzola, Spinazzola cerca Neres, palla per Maradona, perde palla Diego Neres, se la va a recuperare David Neres, dribbling di Neres, va dentro da Scott McTominay che spara, Dida ancora ragazzi, ma quanti palloni ha preso Dida? Oh Saverio, tutto bene, come stai? Guaio, Dida ci ha parato l'impossibile, siamo 3-2 veramente per caso. Maradona va dentro da Rachmani, Rachmani prova a tenere palla dentro, ci riesce per Buongiorno, Alessandro Buongiorno, segna il 4-2, è il suo primo gol stagionale anche oggi, anche in questa season, segna Alessandro Buongiorno ragazzi. Benissimo così, Spina riesce ad arrivare su questa palla, si girano loro, palo ancora. Incredibile, Spina spazza con Neres che prova a prendere posizione, non ci riesce. Maradona, gran recupero palla dentro per David Neres che non arriva sul pallone, prova ad andarsela a riprendere, niente da fare. Neres, incredibile qui, mamma mia come si salva il Fenerbahce ragazzi. Fenerbahce o Fenerbahce, come cazzo lo volete chiamare, prova a tornare dentro Lobo, palla recuperata, poi Rachmani, Scott McTominay, Maradona, Scott, Neres, Politano, prova ad andare dall'altro lato, la palla non arriva a Diego Maradona, attenzione Lobotka, vuoto qui, riparte il Fenerbahce, ancora dentro Gullit. E poi Rachmani sbaglia tutto Amir, palla dentro, poi Amir ancora la riconsegna al Fenerbahce, Spinazzola, palla fuori, Maradona, Neres, Scott McTominay non prende questo pallone, Lobotka deve chiudere, Scott non riesce ad arrivare sul pallone, Lamma dentro, Gullit, 4-3, lasciamo troppo liberi di agire ragazzi. 4-3, Lobotka, palla per Spinazzola, va dentro da Diego Maradona, Maradona si gira, Maradona va dentro da Neres, dribbling di Neres, dribbling, doppio dribbling di Neres, la parata di Dida, non ci credo, ancora Dida ragazzi, ancora Dida, quanti palloni ha tolto Dida dalla porta, incredibile. Maradona cercherà adesso Alessandro Buongiorno, Buongiorno proverà a staccare, attenzione Scott, non riesce a tirare, Rachmani prova a chiudere, non ci riesce, attenzione Mazzocchi, grandissimo Mazzocchi, va dietro da Meret che spazza lontano, Gullit a recuperare questa palla, la recupera Mazzocchi e poi Spinazzola, Maradona recupera palla, Diego Maradona cerca di andare dentro da Neres, grande occasione qui, va dentro Neres, incredibile, 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 bravissimo Scott qui a dare un po' fastidio, la palla messa dentro e poi Spinazzola va ancora dentro da Maradona, cerca Neres, dribbling di Neres, palla per Maradona che spara e questa volta Dida non può niente contro Diego Maradona. 5-3, partita chiusa ragazzi. È un pessimo cliente per
qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. 5-3, partita chiusa, bene così, torniamo a vincere. Gran gol. Palla dentro, attenzione, comunque il Fenerbahce fuori gioco, bene così. Già, un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. Meret prova a rilanciare lunghissimo, finisce la partita ragazzi, 5-3, una partita allucinante. Qui abbiamo dominato un 14 tiri a 4, ma abbiamo assolutamente rischiato purtroppo. Ma va bene così, 5-3, la portiamo a casa, guadagniamo qualche punticino. 36 punti, più di qualche punticino, aiuto. Bene così, bene così.